comunità. Guardando agli ultimi 4 anni, da quel 10 aprile del 2017, siamo riusciti a fare comunità tra di noi inteso come federazione da livello territoriale, regionale e nazionale. Senza presunzione ritengo che il nostro miglior risultato sia stato davvero quello di operare non come singole individualità, ma come insieme di persone, legate da un rapporto di lealtà e fiducia reciproca che condividono valori e fini, perseguono una progettualità comune, pur articolata nei diversi contesti. Esprimono uno spirito di appartenenza sostenendosi nelle difficoltà e cooperando nell'interesse dei nostri associati. Siamo un'unica grande squadra, formata da tante persone, dirigenti, operatori, delegati, componenti RSU iscritti, ognuno prezioso per quello che può offrire. E voi avete saputo dare, e continuate a farlo, il vostro contributo con grande generosità, rendendo sempre più forte e autorevole questa federazione. Una grande squadra non chiusa entro i confini della nostra regione, ma partecipe, rispettata e ascoltata a tutti i livelli della nostra federazione. 4 anni fa, per le vicende che conosciamo, avrei ritenuto utopistico ipotizzare di sentire il segretario generale Maurizio Petriccioli e la segreteria nazionale così fortemente vicino alla nostra realtà, con una sintonia tale da essere avvertito da tutti noi come parte della nostra squadra. È stato un percorso non breve, ma tutte le cose importanti hanno bisogno del tempo necessario e per noi era fondamentale non fermarsi a un rapporto di cortesia superficiale, ma costruire una relazione vera, di stima e di rispetto, che nel tempo è diventata anche amicizia e affetto. Con l'amico Maurizio di questo ne siamo consapevoli, perché abbiamo costruito questo rapporto insieme, tra noi e con tutti voi, ma ho ritenuto doveroso confermarlo in un momento così significativo come un congresso.